Il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, su proposta del questore di Agrigento Rosa Maria Raci, ha emanato 2 decreti di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a carico di soggetti ritenuti socialmente pericolosi e sono stati raggiunti dai provvedimenti di prevenzione GE di 55 anni di Agrigento e CA di 49 anni di Porto Empedocle. Nel marzo del 2019 entrambi sono stati tratti in arresto nel corso dell'operazione Kerkend condotta dal personale della DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento, per associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti. Il Tribunale di Palermo ha ritenuto ora che dalle indagini effettuate si evince il pieno inserimento di entrambi i soggetti nell'attività delittuosa svolta nel lucroso settore criminale degli stupefacenti, nonché la loro intranietà all'organizzazione criminale che era stato costituita allo scopo il cui vertice era rappresentato da Antonio Massimino, già condannato in via definitiva per il reato di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale. Entrambi i soggetti raggiunti dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno intrattenevano relazioni criminali con personaggi che hanno operato o fanno parte di un contesto mafioso. Il Tribunale di Palermo ha ritenuto così, accogliendo la proposta del questore Raci, che il GE abbia svolto un ruolo centrale all'interno della consorteria criminale e che il CA abbia svolto un ruolo nello smercio di stupefacenti e che entrambi siano soggetti socialmente pericolosi.